ci troviamo a Casablanca. Alle mie spalle c'è praticamente l'oceano, c'è la spiaggia di Casablanca, incantevole, ma di fronte ho una visuale ancora più affascinante e sorprendente. Sto parlando della moschea di Hassan Deh, un capolavoro d'architettura arabo-musulmana finita di costruire 15 anni fa. Pensate che la superficie di questa moschea è di 20.000 metri quadrati per accogliere ben 25.000 fedeli al suo interno, ma con la spianata esterna si arriva perfino a 110.000 fedeli. Alcune curiosità: pensate, 2.500 operai e 10.000 artigiani hanno prestato la loro opera durante i 6 anni di costruzione, fissa tutti i giorni. È un luogo veramente ospitale dove si mescola tradizione e modernismo ed è un luogo che, credetemi, se venite in Marocco, in questo paese affascinante, coinvolgente e straordinario, merita essere visitata. In occasione della Festa della Repubblica noi siamo stati cortesemente, gentilmente invitati a presidiare questo grosso evento sia dall'ambasciatore italiano sia dal consolato italiano. Con noi ci saranno dei personaggi veramente di rilievo sia delle istituzioni italiane sia del mondo gastronomico, dove l'Italia verrà ben rappresentata in tutte le sue forme. Un altro aspetto sicuramente sorprendente di Casablanca è l'Harbourfront. Harbourfront si intende tutta la parte di spiaggia. Ovviamente il turismo confluisce qui d'estate, e non solo quello straniero ma anche quello autoctono. Perché? Perché qui abbiamo innanzitutto la possibilità di giocare a beach volley, di giocare a calcetto, di fare surf, di fare anche kitesurf. E per chi invece ha voglia solo di rilassarsi, qui diciamo le stazioni balneari si sono attrezzate nella miglior maniera da offrire relax, tranquillità e una buona tintarella. Ma ancora di più interessante è che proprio di fronte a tutto questo litorale c'è un locale storico, il Rix Café, il famoso Rix Café dove è stato girato il film Casablanca con Humphrey Bogart. Qui invece ci troviamo un po' come in Italia, siamo ospiti ovviamente di una persona che rappresenta l'Italia nella sua miglior maniera, proprio in questa occasione, in questa giornata della Festa della Repubblica. Siamo con l'ambasciatore Lucchesi Palli. Ambasciatore, grazie per averci accolto, grazie anche per aver onorato l'Italia con questa festa proprio che ricorda la Festa della Repubblica. Lei è un uomo di grande esperienza, si trova in Marocco ormai da 1 anno e mezzo. Io predico spesso che il Marocco è una grande opportunità, ma chi meglio di lei può essere un'ulteriore testimonianza? Beh, innanzitutto il Marocco è un grande amico dell'Italia, più che una grande opportunità. Noi abbiamo dei legami di amicizia che risalgono ai secoli scorsi, legami che non si sono mai interrotti, legami che si sono confermati, che si sono consolidati e che vanno fino ai giorni nostri. Ricordiamoci che il Marocco è dei paesi del Maghreb, e questo storicamente può essere un dato molto interessante per chi ci ascolta, l'unico paese che non è mai stato sotto occupazione ottomana. Quindi è un paese che non ha mai subito nessuna invadenza straniera, salvo quel pochissimo breve periodo dei francesi, di protettorato francese fino al 56, dal 12 al 56, però è stato un protettorato illuminato grazie al generale Lyautey, che come si sa è stato un generale un po' sui generis, nel senso che è stato lui il precursore di coloro che pensavano e che pensano che bisogna preservare la cultura, i costumi, le tradizioni locali, e Lyautey quindi è stato veramente un grande generale e un grande uomo. Ma a parte questo, dicevo, il Marocco non ha mai subito nessuna occupazione straniera, ed è questo che rende il Marocco un paese tollerante, moderato nell'animo. I marocchini sono persone di grande cultura, di cultura antichissima, e che sono nel loro tratto caratteriale, direi, c'è la moderazione, c'è la tolleranza. Il motivo per cui dall'Italia si debba venire a investire in Marocco, e io ci credo, è il motivo anche per venire a visitare il Marocco sentendosi
grossi sicuri? Dunque, investire in Marocco è un'opportunità, perché il Marocco è un po' la Romania del Maghreb, nel senso che offre una manodopera molto qualificata, perché i marocchini hanno una manualità che è straordinaria. Qui abbiamo degli artigiani che possono fare qualsiasi cosa, sono di una straordinaria abilità manuale, per cui questo combinato fattore della loro qualifica in questo senso con il fatto del costo della manodopera che è bassa fa sì che questo è una opportunità che secondo me l'imprenditore italiano deve cogliere di più di quanto non abbia fatto in passato. Ovviamente ricordo che in effetti se ci sono grandi opportunità anche in Marocco è grazie anche alle istituzioni che sanno porsi e sanno veramente portare un equilibrio tra quello che è la cultura italiana e quella ovviamente magrebina giusta affinché qualcuno venga volentieri in Marocco a investire e a visitare. Qui invece ci troviamo con il console Nicola Lehner. Dunque, la cosa che mi ha stupito del console è che è un console molto giovane, dinamico e molto bravo. Io sinceramente l'ho appurato proprio alla festa nell'organizzazione, le faccio i miei complimenti perché credevo di trovare un'organizzazione impeccabile, ma non di questo livello, quindi complimenti console. Grazie mille, abbiamo cercato in effetti di riunire italiani qui a Casablanca e di anche esporre un po' il Made in Italy. C'è Giovanni Rana qui con noi che è un testimonial d'eccezione del Made in Italy, poi effettivamente c'è tutta la collettività italiana che è riunita con grande calore, credo, intorno al Consolato Generale e fa veramente piacere. Stiamo lavorando molto per rafforzare la nostra presenza qui in Marocco anche attraverso la nostra collettività, in contatto con l'ambasciata, e credo che dei risultati stiano già vedendo. Come sente un po' la pressione, perché credo che non sia facile ricoprire il ruolo che ha lei in un paese emergente come il Marocco? Certamente è una responsabilità naturalmente, ma credo che la pressione anche degli eventi, delle cose da fare, dei programmi, come dire, faccia dimenticare anche a un certo punto il peso della responsabilità. Ci sono grandi sfide qui in Marocco per il Consolato Generale, c'è una sfida sul terreno propriamente consolare dell'immigrazione, dei visti, alla quale abbiamo dato una risposta credo moderna, efficace, esternalizzando tutta l'attività, diciamo, non core business del Consolato Generale, quindi la gestione dell'utenza a una società indiana con grande successo, con grande soddisfazione da parte dell'utenza che viene soddisfatta in tempi molto più brevi che in passato e in condizioni molto, molto migliori. C'è poi il versante della tutela della collettività, del recupero di un rapporto anche con la collettività che sa dare molto e soprattutto ho notato che c'erano delle energie immobilizzate. Ecco, abbiamo lavorato per mobilizzarle e farle lavorare in rete. Ed è stata anche questa una grande soddisfazione. C'è molto da fare ancora naturalmente. Caro Giovanni, è bello ritrovarsi anche fuori dall'Italia. Lei ormai è un testimonial internazionale del prodotto italiano. È un suo parere su quello che ha trovato qui in Marocco e a Casablanca? Ma intanto ringrazio il console Lehner che mi ha invitato, è stato veramente 2 o 3 giorni, abbiamo fatto 3 giorni. Veramente abbiamo a Marrakech, naturalmente Casablanca, eccetera. Però ho trovato una nazione che si muove veramente perché hanno un PIL quasi del 7% e direi che ho fatto con pensierino mandare dei prodotti anche qua in Marocco. Ho fatto un piccolo sondaggio, però mi ha colpito molto anche la gente qua, insomma, che è molto ospitale, molto, molto dinamica, anche una certa categoria, c'è un certo, chiamiamo, risalita verso il benessere anche questo, perché sicuramente questa nazione fra una decina d'anni dirà la sua veramente. Ecco Giovanni, a me vengono in mente ogni tanto dei suoi spot storici e non potevo non pensare, essendo a Casablanca, perché io l'ho vista, lei è uno dei pochi fortunati a aver recitato con Humphrey Bogart e quando sono andato a Rick's Café mi aspettavo di trovarla, credo che comunque sia stata una bella cosa anche quella, no? Sia pure virtualmente, ma ho recitato questo grande attore che ha fatto un grande successo quel spot lì, parliamo ormai di 8 anni fa, ragazzi, il tempo passa. Però adesso sono venuto anche a Casablanca per vedere appunto dove hanno girato questo film, che dopo nel computer mi hanno inserito anche a me. E allora naturalmente andrò anche a mangiare in questo ristorante.
perché per me Humphrey Bogart era già un attore preferito per me e poi avesse recitato assieme, sia pure virtualmente, è stata una grande gioia per me. Allora Giovanni, come sempre complimenti, noi ci diamo appuntamento, intanto ormai ci troviamo spesso e volentieri in Italia e in giro per il mondo, ormai ci daremo appuntamento, non diciamo dove, ma a sorpresa ci ritroviamo, no? Oh, sicuramente, bravo, tu sei internazionale ormai, in ogni parte del mondo ci troviamo, perché io ti voglio bene anche perché sei amante e un intenditore di cucina, perché sei nato macellaio, gastronomo, presentatore, hai tutte le qualità del questo mondo. Io ti auguro una grande carriera, sei giovane e te la meriti. Grazie Giovanni, anche perché così mi fa ingrassare gratuitamente, ma Giovanni è veramente un bel personaggio dell'emblema italiano. Grazie Giovanni. Una delle piacevoli novità istituzionali che abbiamo incontrato qui a Casablanca in onore di questo evento, anche se è arrivato in via informale e non ufficiale, però c'è, è sicuramente il presidente, neopresidente della regione Friuli Venezia Giulia, Renzo Tondo. Mi sembra che essere comunque presente a un evento di questo genere sia importante, no? Ma guardi, molte volte fare le cose informali dà più risultato che quelle formali. Io ho sostenuto sempre, anche nella passata legislatura, che fare i meeting per fare le tartine al caviale non serve. Quando ci si incontra tra le persone di buona volontà, sia formale o informale, le cose si producono. Ho incontrato qui della bella gente, una terra che secondo me ha grandi opportunità. Penso che il Friuli Venezia Giulia possa scommettere anche sul Marocco, non solo sull'est, ma possiamo trovare comunque dei contatti importanti, soprattutto nel settore agroalimentare, che poi a lei interessano particolarmente. Ecco, lei Presidente ha stupito molto perché è un personaggio che ha vinto molto con il cuore, perché la competizione non è stata facile, ha vinto col cuore, riscontra queste caratteristiche anche qui in Marocco che rispecchiano un po' magari alcune caratteristiche del popolo friulano. Ma sì, perché vedo che sostanzialmente c'è gente che ha voglia di fare, voglia di scommettere, voglia di crescere, voglia di rischiare anche di fallire, perché non sempre nella vita le cose possono andare bene. Quindi buttarsi in un'avventura quando si sente dentro è sempre positivo. Significa che si trasmettono i valori, la scommessa che è in te. L'altro giorno ero con l'ambasciatore americano, gli ho detto: Eccellenza, quando lei valuta un progetto, su che cosa lo valuta? Lui mi ha risposto, cosa che condivido molto: io valuto chi mi sta di fronte. Cerco di capire che chi mi sta di fronte è una persona che crede in quello che fa. Ecco, io credo di aver vinto la campagna elettorale in Friuli Venezia Giulia per una semplice ragione, perché ci credevo e ho trasmesso alla mia gente questa voglia di farcela. Credo che questo valga in politica, valga in economia, valga negli affari, valga in qualsiasi attività come anche la sua, e quindi credo che questo sia un messaggio forte da trasmettere. Questo popolo giovane, questo Marocco moderno che sta guardando al futuro. L'altro giorno siamo scesi con un volo, su 180 persone c'erano almeno 55 ragazzi, bambini che stavano sotto i 5 anni. Questo è un popolo che guarda al futuro, non dobbiamo correre il rischio che loro trascinino noi. Quindi il Friuli Venezia Giulia, che è una regione ancora anziana, perché è la seconda regione più vecchia d'Italia, deve guardare al futuro anche mutuando esperienze come queste. A me invece le congratulazioni e gli auguri di un buon lavoro a lei e al suo staff per i prossimi 5 anni, che sicuramente saranno redditizi. Grazie mille. Saranno 5 anni impegnativi, ma credo che se, come sempre, le cose, come diceva lei, si fanno col cuore, si può guardare con ottimismo al futuro. Grazie anche a voi per questa opportunità di conoscenza che date, perché devo dire che le televisioni regionali molto spesso sono un valore davvero aggiunto rispetto alla grande comunicazione. Sono quelle che consentono ai cittadini di entrare a conoscere in realtà i problemi che spesso vengono trascurati e sacrificate alla grande informazione. Questa informazione è importante e le faccio i complimenti, bisogna continuare a farla sempre di più. Presidente Frascatani, ci troviamo dopo un anno qui di nuovo a Casablanca e mi sembra che le cose stiano andando sempre meglio per gli italiani, per le attività italiane in Marocco. Beh, direi proprio di sì, ci siamo incontrati forse un anno fa a Rabat, ricordo benissimo, c'è stata questa interessante intervista dove invitavo un po' tutti gli imprenditori italiani a prendere in considerazione questo meraviglioso mercato del Marocco. Rinnovo nuovamente questo invito dandovi qualche dato statistico molto importante, c'è una crescita del 6,2-3%
quando pensiamo che in Europa e in Italia si parla sempre di 0, qualche cosa, quindi ritorniamo al discorso che è un paese di 33 milioni di abitanti con un 50% di giovani inferiori ai 21 anni, quindi come si fanno a prendere in considerazione? Oggi la presenza del nostro cavaliere del lavoro Giovanni Rana per noi è stato, come Camera di Commercio italiana qui in Marocco, un'opportunità enorme, lo ringraziamo ancora ufficialmente. E perché dà lustro all'italianità nel mondo, tutto sommato. Sono estremamente contento dei risultati perché tutte le nostre iniziative stanno portando degli ottimi frutti e per la Camera di Commercio italiana, ma soprattutto per l'immagine dell'Italia. Spero, come si suol dire dalle mie parti a Roma, non c'è 2 senza 3. Abbiamo fatto la prima intervista a Rabat, questa è la seconda con dei risultati ottimi, con dei target che abbiamo raggiunto e speriamo nella prossima di dare qualche notizia ancora più importante sul raggiungimento veramente di grossissimi obiettivi. Caro Presidente Giulio, a me i miei complimenti a lei ma anche a Luca che è stato un validissimo collaboratore, si è prodigato per organizzare questi eventi e sono convinto che lei ha detto non c'è il 2 senza il 3, io credo che il 4 arriverà da sé. Spesso protagonisti delle grandi serate non sono solo le grandi istituzioni, ma ci sono anche i protagonisti meno conosciuti. Qui abbiamo Stefano Sanjon, lui con me è conosciuto perché è il mio chef di fiducia, mi segue in tutte queste avventure, chiamiamole così, nazionali, internazionali e televisive. Stefano, l'esperienza di Casablanca cosa ti lascia? Sicuramente è un'esperienza interessante anche perché intanto ho cotto cibo completamente italiano, alla maniera italiana che è la cosa migliore. Abbiamo servito 14 tipi di pasta con 7-8 salse diverse, dalla matriciana ai funghi ai 4 formaggi e poi la nostra mitica padellata di pollo che ormai promuoviamo da tempo, fatta in maniera classica con il peperone, il fondo di cipolla, la zucchina, molto colorata, fresca ed estiva, sicuramente interessante per una serata di questo tipo. E in effetti essere chiamati dalle istituzioni italiane, dal consolato qua giù a rappresentare un po' la gastronomia italiana, insomma un po' di orgoglio ce lo dà, no? Assolutamente, diciamo di sì, anche perché sembra che appunto col passare del tempo facciamo sempre delle cose più interessanti, più prestigiose, quindi ben venga, insomma. Vuol dire che non abbiamo seminato per niente, insomma. Infatti non abbiamo pian seminato piano. Male. Fra l'altro stiamo girando anche una serie di puntate nuove su Alice di Sky che anche queste insomma ci danno le soddisfazioni, queste estive, no? Certo, ma quelle estive sono molto simpatiche, colorate e anche divertenti perché ci siamo anche un po' sbragati, no? E sicuramente aiuta, diciamo, il nostro telespettatore a essere più tranquillo, rilassato e seguirci con più interesse. Speriamo. Adesso noi, fra l'altro ringrazio anche Lino, tuo collaboratore portato dall'Italia. Diciamo che Stefano adesso rientriamo in Italia, però non sveliamo quali saranno i prossimi traguardi, perché insomma dei progetti nuovi li abbiamo, America, Cina, c'è qualcosa in ballo, no? Diciamo che ce ne sono tanti, adesso vedremo di centrare quelli giusti, perché poi fare tutto e fatto male non ha senso, meglio farne pochi e cercare di dare il massimo. Bene. Grazie Stefano, grazie Line, grazie ovviamente anche a tutto il vostro entourage perché comunque siete stati supportati anche se avete condotto voi. Ci vediamo con voi telespettatori invece di rientro in Italia per una nuova avventura, una nuova puntata, sperando sempre di riuscire a stupirvi. Fabrizio Nonis, Stefano Sanjon, Lino e tutto il gruppo vi saluta e vi dà l'arrivederci in Italia.